Covid, fase 1, fase 2, fase 3, rilancio, rinascita, ripartenza. Sembra che piano piano, insomma, stiamo ritornando a quelle che erano le nostre abitudini e speriamo che li miglioriamo e andiamo avanti nel migliore dei modi per proseguire in quello che è stato, che è e che sarà sempre la grande Italia e che una pandemia che ci ha colpito, dobbiamo dire, anche in modo molto forte, sicuramente se ci ha bloccato non ci ferma. Ritorna Target, il vostro talk show, il vostro appuntamento settimanale che in questo periodo lo viviamo un po' tutti in maniera particolare, ovvero senza la presenza in studio sia del conduttore di me, cioè, che dei miei ospiti, ma in streaming ognuno magari è un po' più libero e devo dire che questo ci ha consentito di avere anche degli ospiti che forse per ragioni logistiche non potevano essere presenti nei nostri studi di Agrigento, ma che li abbiamo in questo studio virtuale di Target che abbiamo creato. Anche per questa puntata esamineremo il discorso Covid, quello che ha creato, il danno che c'è stato, ma la voglia di ripartire anche in un settore particolare e vitale per l'Italia, qual è lo spettacolo nel senso lato, quindi ci occuperemo di teatro, di cinema, di concerti, di eventi, insomma di tutto quello veramente che fa grande in questo settore l'Italia e la nostra Sicilia in particolare. E per far questo ho degli ospiti veramente eccezionali che sono tra veramente il meglio che la Sicilia e non solo ci possa offrire nel loro campo. Parliamo di cinema e con me c'è Massimo Lupo, lui è il proprietario, il gestore insomma di diverse sale cinematografiche, nonché il vicepresidente dell'ANEC, credo che si chiama, che è una delle associazioni più importanti del settore, oltre che anche dell'Agis. Grazie Massimo e benvenuto a Target. Grazie a voi per l'invito. E poi naturalmente parleremo di concerti, di eventi, insomma di quello che specialmente in estate ci fa passare delle serate sicuramente in grande armonia e in grande attenzione, e sto parlando appunto degli eventi, soprattutto concerti e grandi manifestazioni. Lui è Enzo Bellavia con la sua società, insomma in giro per l'Italia e in Sicilia ha portato tantissimi grandi eventi e sono convinto che ritornerà a farlo. E poi parleremo anche di teatro, un teatro amatoriale, ma che devo dire per la grande qualità di tutte le componentistiche possiamo dirlo che è anche veramente altamente professionale. Stiamo parlando del piccolo teatro nisseno e con noi c'è Giuseppe Speciale, eccolo qua, grazie della presenza. Grazie a voi. E poi naturalmente non potevamo avere che dei protagonisti indiscussi di quello che è la comicità in Sicilia e non solo. Prima di andare in diretta con la nostra trasmissione, qualcuno osava definire che sono la storia, ma anche se loro non vogliono assolutamente fermarsi solo alla storia, Toti. No, fermarci solo alla storia no, se siamo la storia, ora è giunto il momento che diventiamo la geografia e perché no, anche l'aritmetica, ma vorremmo arrivare a completare tutta la pagella se possibile. E sicuramente vi meritate 10 in ogni settore che voi andate a riempire. Aspettiamo, era presente poco fa anche Totino, forse ha dei problemi di collegamento, ma sicuramente ci raggiungerà. Questa è
la nostra puntata di target di questa sera, che naturalmente seguite su TVA, Televideo Agrigento, LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, che potete naturalmente seguirci anche in diretta streaming. Ecco qua che dovrebbe arrivare anche Totino in diretta streaming in quello Alleluia! no, alleluia, abemus Totino, eccolo qua. Un po' di problemi con la rete. E a proposito di problemi, allora, Toti, scusi, abbiamo anche la matematica nel nostro carnet? Assolutamente sì, la matematica è al primo posto, perché non tutti sanno fare da conto, e quindi è giusto che ogni tanto si ripassa questa matematica. Va bene, eventualmente i problemi di matematica di Totino li risolve Toti, va bene? Certo, ci siamo accordati. Bene, e come dicevo parleremo di questo importante settore vitale, non so a che punto è nel PIL nazionale, ma sicuramente è molto apprezzato, non solo per quello che succede in televisione, al cinema, al teatro, nelle piazze, insomma dovunque questa nobile arte di teatro, cinema, di spettacolo si presenta. Delle restrizioni che vi hanno visto a casa, ma delle restrizioni che si stanno allargando e iniziamo un po' a uscire. Allora, Massimo Lupo, possiamo già venire a vedere un cinema? Ad Agrigento ancora no. Ieri è stato praticamente il primo giorno dove era possibile riaprire i cinema. C'è stato un certo allentamento delle direttive, ma soltanto 112 cinema, 122 cinema in Italia hanno aperto su 2500 lo stesso periodo dell'anno scorso. In periodi normali siamo circa 6000. È chiaro che d'estate la platea diminuisce di aperture. Certo, d'estate normalmente c'è un calo, ecco, sicuramente. Non più come una volta, ma sicuramente c'è un calo. 122 sale in Italia, sono poche, sono nel nord Italia quasi tutte, perché le condizioni di clima sono favorevoli a un po' al cinema, ma la situazione rimane drammatica, almeno per i cinema. Vabbè, magari potremmo insomma vedercelo con più serenità, no? Invece di 200 spettatori, 50, 30, con più comodi, più silenziosi, più meno incazzi, meno lavoro, licenziamenti. No, non è così allora, Totino, no, non è così. Questa comodità non possiamo sopportarla. Teatro, non avete avuto nemmeno la possibilità di fare delle prove, di ripassare i copioni, no? O l'avete fatto come stiamo facendo noi, così in diretta streaming, Giuseppe Speciale? L'abbiamo fatto in diretta streaming, l'abbiamo fatto perché non ci siamo, diciamo, persi un po' d'animo per farci trovare pronti qualora questa pandemia finisse. A quanto pare non finisce mai, almeno per il teatro, per la cultura, diciamo che non finisce mai, perché le prescrizioni sono talmente tante e talmente numerose che non so quanti teatri partiranno, quante compagnie o quanti artisti potranno ritornare sul palcoscenico. Certo, è una cosa un po' difficile ripensare a quello che succedeva prima, non lo so, al teatro di Favara con Rassegnati, dove Toti e Totino hanno fatto il sold out, personale in piedi. Se dovessi ripetere il vostro spettacolo fra una settimana, ci potrebbero essere massimo 60 spettatori, Toti. Beh, certo, perché con le normative attuali i posti a sedere sono più che dimezzati, a parte tutto quello che è l'ambaradan di gestire uno spettacolo, sanificazione, mascherine e cose altre. Ma il problema il problema più serio, il problema più vero non è questo, perché la pandemia, il coronavirus, non ha fatto altro che mettere in evidenza quello che già esiste da prima, cioè che lo Stato italiano, che è uno Stato di schifo, non ha mai preso in considerazione né la cultura, né ha mai preso in considerazione i lavoratori dello spettacolo. Io di questa cosa sono molto arrabbiato, così come sono arrabbiati tutti quanti. In internet girano un sacco di fotografie di grandi artisti
con il cartellino qua che si fanno fotografare, io lavoro con la musica, e questi signori si chiamano Vasco Rossi, si chiamano la Paucini, si chiamano Tiziano Ferro, ma sono persone che per carità stanno solidarizzando con tutti quanti, ma queste sono persone che si possono permettere pure di stare 10 anni senza lavorare. Noi no. Bene, approfondiremo. E a proposito di concerti, Enzo Bellavia, insomma, è uno dei maggiorenti qui in Sicilia e non solo. Pensare di, non lo so, riproporre una Gianna Nannini al Porticciolo di San Leone adesso è veramente pura follia. Beh, soprattutto i grandi eventi quest'anno, cioè, figurate, sono stati rinviati in automatico al 2021, fermo restando le date. 21 giugno 2020, 21 giugno 2021, con la speranza che si trovi un vaccino, altrimenti questi le possiamo un po' dimenticare per adesso, perché con questo tetto che ha messo appunto il governo sulle norme, cioè massimo 1000 posti nel caso di arena all'aperto, anche a voler fare un evento del genere ci sono due ordini di problemi. Uno, che i costi sono, ovviamente l'algoritmo lo puoi girare come vuoi, ma i costi non rientrano, solo l'artista e poi tutte le condizioni. E due, nel caso in cui di un artista con un'affluenza di diverse migliaia, come si fa a gestire tutti gli altri che non possono entrare? Quindi oggi al massimo ci possiamo accontentare di spettacolo con una capienza e una potenzialità di 1000 persone. E quindi si deve ripensare un po' tutto, ai budget, ai costi, un po' a tutto. Ma prima di affrontare, diciamo, quello che... Gli artisti, per adesso la nostra discussione che stiamo facendo con gli artisti è proprio questo. Se voi volete suonare o volete ancora continuare a cantare, dovete un attimino rivedere i budget, i cachet, perché così non possiamo mai, cioè non posso chiedere 150 euro un biglietto per pagare un artista. Certo. Cioè, affronteremo anche questo argomento, Enzo. Volevo anche fare intervenire di nuovo Totino per fare un po' un passo indietro e per sapere anche nella sua intimità com'è stata questa restrizione Covid, che cosa ha fatto, se ti ha fatto crescere un po', se hai ripassato le battute, se ti sei appanzato un po', insomma, che è successo in questi 2 mesi? Credo, non mi lasciare solo, mettere insieme a tutte l'altro, non mi lasciare solo. Sì, così, bravo. Non mi lasciare solo. Allora, io ritengo, ecco, bravo, così che siamo tutti, mi fa più piacere. Il periodo di quarantena credo che sia omogeneo per tutti. La cosa importante che ho scoperto è che vivendo con la mia compagna, tutti si mise a casa, è andata bene, non si è rotto niente, per cui già questo è un grande risultato, capito? È una forza per la coppia questa, stare tutto il giorno insieme e tutto qua. Poi, a parte le cose un po', ci siamo messi a lavorare con Toti e a scrivere a distanza. Tra l'altro noi abbiamo un impegno che ora speriamo possa partire, che è quello la registrazione di una fiction tutta siciliana. State fermo di mano, state fermo. Mettici a tutti, Moscato. Ti dicevo, abbiamo in lavorazione questo già un progetto approvato da Antenna Sicilia di una fiction prodotta qui in Sicilia. Sono 26 puntate. Sono 26 puntate di una fiction poliziesca che vedrà impegnato un bel po' di materiale artistico di artisti siciliani, ed è una cosa bella, perché finalmente si produce un qualcosa che è destinato alla televisione, perché Antenna Sicilia la manderà sul suo canale, che è il canale 10, ma la novità è che il consorzio dei canali 10 nazionali fa sì che il prodotto andrà in tutta Italia. Sì, ma Totti, tu non devi nemmeno sfuggire alla domanda. La domanda era quella: in questi 40 giorni, Totti o Totino? 60 giorni che sono stati, Totino già ce l'ha detto che è andato bene con la sua compagna, e Totti invece in questi 2 mesi di lockdown, di stare a casa? Io dopo 15 giorni ho divorziato con mia moglie,
dopo 60 giorni abbiamo fatto pace, dopo 75 giorni siamo partiti per un bel viaggio in una crociera. No, no, sto scherzando, no, tutto tranquillo, se non mangiare, come diceva Totino, lavorare e almeno da parte mia, fuggire dai telegiornali e dai programmi di approfondimento, perché questa è dilaniamento puro, questa è una cosa inverosimile. Cioè, a me ha fatto male i primi tempi, poi ho smesso di sentire e di seguire questi programmi. Massimo Lupo, poteva essere all'inizio magari un momento di pausa, di riflessione, di stiracchiamento, poi invece che palle. Assolutamente no. Ma più che riflessione e stiracchiamento c'è da riflettere. Era Più che riflessione e stiracchiamento abbiamo parecchio riflettuto. Abbiamo parecchio riflettuto. Arriva tardi, arriva in ritardo Totino. Dicevo, no, sentivo voci sotto, tutto su tutto quello che si è perso questo inverno di date, di tournée e tutto quanto. Questa è stata la vera riflessione iniziale, quello che si è perso economicamente di più e che alla purtroppo tasca. rimane tale. Massimo, invece tu che hai fatto? Ma non è un problema solo di tasca tua, è un problema di chi lavora con te, delle truppe, delle responsabilità che hai e tutto quanto. Perché noi che siamo sul palco siamo la punta dell'iceberg. E come io dico a molta gente, perché il nostro lavoro non è sempre considerato un lavoro. Non si ferma. Allora io se te dicono. Massimo, devo dire che io ho problemi di connessione, per cui non sento. Non credo solo di connessione, Totino. Di abbondanza di vocalist. Dicevo che chiudere i cinema, chiudere il teatro è stato a dir poco drammatico. Viviamo giornalmente anche senza spettatori, capita di stare al cinema e vedere pochissimi spettatori o zero, ma spegnere le insegne, le luci è stato drammatico. Fortunatamente la vita a casa è stata serena, grazie a un'eccezionale famiglia, ma la situazione di chiudere le attività è a dir poco drammatica. Credetemi, abbiamo lottato per aprire cinema nuovi, per rifare il teatro, e oggi una forza che non puoi combattere ti porta a una cessazione delle tue attività così dall'oggi al domani. Entriamo un po' anche nell'intimità di Giuseppe Speciale. Com'è stata questa quarantena, cinquantena e a volte quasi sessantena? Ecco. Diciamo che ho riscoperto delle persone che mi hanno detto che fanno parte della mia famiglia, mia moglie e mia figlia. Che eravamo praticamente un po', diciamo, distratti dal teatro e quindi ci vedevamo molto poco. A parte questo, qualcosa di positivo allora l'ha portato, diciamo. L'ha portato, però ora basta. Dovremmo ritornare. Io penso quello che sono incazzato tanto quanto Toti, che saluto insieme a Totino, perché secondo me la colpa principale è anche la nostra. In passato forse non siamo stati rappresentati al meglio. Gli artisti ci siamo forse cullati che non poteva succederci niente, che eravamo sempre i protagonisti e non siamo stati rappresentati al meglio. Tanto è vero che c'è un accanimento, secondo me, terapeutico contro il mondo dello spettacolo, perché non si capisce. L'unico assembramento per loro è lo spettacolo, è il palcoscenico, sono le piazze, sono gli eventi, sono i concerti, sono i cinema. Poi vediamo manifestazioni di istituzioni a Roma dove non c'è assembramento, dove ci sono 10.000 persone. I calciatori, io ho visto che è iniziata la Coppa Italia proprio per curiosità, per vedere come facevano, tutto era nella normalità, tranne certo gli spettatori. Abbiamo saputo che i voli, la UE ha dichiarato che non c'è
alcun distanziamento nei voli, ognuno sarà accanto all'altro come sempre con la mascherina. Arriviamo al teatro, al cinema, agli eventi, ci sono delle prescrizioni enormi. Io non Bene, fammi sentire anche un po', Enzo Bellafia, del fatto personale di questi 2 mesi, e poi affrontiamo direttamente, insomma, non tanto quello che non va, perché lo sappiamo, ma come dobbiamo proseguire e come dobbiamo andare avanti ognuno nel vostro lavoro. La tua quarantena, Enzo Bellavia? Ma io mi sono ritrovato fuori, quindi quando ho ritenuto di rientrare mi è stato vietato perché ormai c'era il lockdown in tutta Italia, e ho fatto quasi 6 mesi appunto fuori. Devo dirvi che abbiamo scoperto questo mondo delle webcom adesso, che è un nuovo modo di comunicare, vedi questo di qua, ed era bellissimo. Ogni giorno avevamo un calendario che erano questi incontri a farci da compagnia, al di là della famiglia, che ho avuto l'occasione appunto di averli tutti qua assieme, quindi i miei figli studiano tutti fuori, io mi sono trovato con loro e sono rimasto qua. Però devo dire che questo nuovo modo di comunicare, laddove anche tra noi associati a Sonmusica facevamo un'assemblea l'anno ed era soltanto una volta a vederci, ci siamo visti e sentiti quasi 2 o 3 volte alla settimana, quindi abbiamo scoperto anche dei mezzi nuovi e propositivi che tutto sommato. Poi ho visto anche il Covid più vicino qua, perché appunto ho vissuto la parte così terrificante, però anche, diciamo così, lasciata alle spalle, per cui ormai pensiamo a uscirne fuori, dobbiamo distribuire ora positività, leggerezza, allegria, perché dobbiamo tirare fuori le persone dalla sindrome della capanna. Quindi facciamo di tutto, anche a parlarne, ma parliamone come un fatto passato per quanto negativo è stato, ma vediamo anche sul lato positivo. Come dicevo, questo modo di comunicare per me c'è un lato nuovo, che attualmente sono fuori, io non sono ad Agrigento come hai detto tu, però noi, capito, non sembra nemmeno, sembra come se fosse seduto nel tuo salotto. Quindi bene, allora scusate 50 secondi per una pubblicità e poi ritorniamo e parliamo singolarmente di quello che deve essere il nostro prosieguo. Io resto a casa e studio online. Scelgo tra i 49 corsi di laurea e l'ampia offerta formativa dei master e degli esami singoli integrativi, oltre che 24 CFU necessari per diventare insegnante. Ho tutto online, lezioni, tutor ed esami. Tutto questo grazie al consorzio universitario Unicurs e all'Università e Campus. Iscriviti online o informati allo 0922 65 16 72 o visita il sito unicurs.it. Grazie al nostro sponsor. Ritorniamo allora nei particolari. Massimo Lupo, cosa manca per riprendere e andarci a godere un bel film nel grande schermo con tutti gli effetti speciali, Dolby Surround e tutto quello che la nuova tecnologia ci offre? Allora, intanto volevo fare delle piccole precisazioni. Dal 13 maggio le restrizioni si sono un po' allentate. Chiaramente diventa un po' più favorevole per i cinema, ma è assolutamente complicato sia per il teatro che soprattutto per i grandi eventi, perché oltre al distanziamento sociale che dovrà avvenire anche al cinema, nel caso del cinema a 1 metro di distanza significa un posto, 2 posti vuoti e poi riprendere un posto. Faccio un esempio: in una fila dei miei cinema da 17-20 solo 5-6 possono essere utilizzati. Immaginate, su 200 significa 53 posti. Immaginate cosa possa succedere dove c'è in un teatro oppure in uno spettacolo all'aperto, dove il massimo è 1000, ci vogliono autonomie di 6-7 mila, 5.000 posti. Diventa complicato anche per gli spettacoli all'aperto e per i grandi eventi. La fase pre-ingresso, il distanziamento lì diventa veramente ancora più complicato. A cinema è facilmente gestibile, non ci sono grandi folle, c'è un certo ordine con degli orari, con dei turni ben stabiliti. Per quanto riguarda i cinema però c'è un grosso problema: non abbiamo film, perché nei cinema
il mondo cinematografico ha bisogno di 2-3 mesi per l'organizzazione delle uscite cinematografiche. Solitamente noi usciamo in Italia in date and day con gli Stati Uniti, con l'Inghilterra, in tutto il mondo ormai i cinema escono quasi alle stesse date, anzi spesso in contemporanea. Quindi oggi grandi film non ce n'è. Si potrebbe riprendere qualche film che è già passato, oppure qualche film che è passato dal web, ma non rientra. Faccio un piccolo esempio. Ieri il film che ha incassato più di tutti in Italia è stato I Miserabili. Ebbene, ha incassato 1.282 euro in tutta Italia. Significa una media di 92 euro a sala. Immaginatevi il collega disperato che, ma ben felice perché io li contatto, siamo tutti in contatto, mi ha detto l'idea di vedere 90 spettatori è già stata eccezionale, ma veramente non può rientrare assolutamente nei costi, non può rientrare in quello che è una politica economica di chi fa questo lavoro sotto forma di azienda. Non è un terzo lavoro, abbiamo maestranza, abbiamo dipendenze. Devo dire che la situazione però dovrebbe migliorare da qua in avanti. Adesso dovrebbero uscire qualche blockbuster americano, Tenet di Christopher Nolan, qualche film Mulan della Walt Disney, altri film che sono stati usciranno a metà luglio, fine luglio o ad agosto. Ma sempre con una platea di spettatori molto ridotta. Il massimo quello è, certo. Ma considerate che se io su una sala di 200 metto 54 spettatori, nell'altra sala dove ne ho 100 ne metterò 26. Ho fortunatamente 4 sale solo ad Agrigento, un'altra sala a Ribera che ha 500 posti, ma non apriremo. Quindi il teatro non esiste. Però, ripeto, è un piccolo inizio ed è un segnale per dire noi ci siamo. Ma ci siamo abituati a stagioni dove siamo in perdite, altri dove siamo il cinema è strano, la gente si accorge del cinema quando c'è il cinema strapieno o oggi che siamo tutti cinema chiusi, ma nessuno si accorge degli spettacoli a vuoto, degli spettacoli che vanno male. Noi siamo considerati dei miliardari del mondo dello spettacolo, ma la realtà è ben diversa. Bene, poi magari dopo, Massimo, come vicepresidente dell'ANEC, mi dirai quali sono magari le proposte che voi avete avanzato al governo per cercare di migliorare questa situazione. Con Toti e Totino avevamo iniziato parlando, insomma, che si sta muovendo qualcosa nella produzione televisiva. Totino. Sì, noi siamo in attesa di poter capire dove dobbiamo porci come troupe, perché la legge è stata fatta per il cinema, però poi ci sono troupe cinematografiche di 200 persone e troupe di 10 come la nostra, per cui basare gli stessi principi su una grande produzione e su una piccola produzione mi sembra anche stupido. C'è una norma che dovrebbe prevedere un medico sul set per tutto il tempo di lavorazione, addirittura in alcuni casi anche l'infermiere e l'ambulanza, sanificazione prima e dopo, che poi io capisco prima, poi la fai dopo, perché di nuovo prima? Se l'hai fatta la sera il set riapre l'indomani, c'è basta kid. Invece no, alla riapertura del set c'è un'altra sanificazione. Sono dei costi che per una produzione low cost come la nostra e come tante ce ne sono, dei costi che diventano insostenibili, che ti fanno entrare in pausa o dover ridiscutere tutto quanto, contratti, maestranze, dover ridiscutere totalmente tutto, capito? Perché certo, diciamo che il danno di questa situazione è che io l'ho visto sto virus come un flipper, è arrivato lui e ha azzerato i punti per tutti, ha azzerato tutto, capito? Poi che noi siamo una categoria pressoché abbandonata, ma questo sai, tu lo riscontri anche per strada, la gente che ti chiede, che mi chiede, ma tu che lavoro fai? L'attore, risposta, lo so che fa, non ti vedo in televisione, e poi controdomanda, ma come lavoro vero che fai? Capito?
c'è anche questa cosa che un poi secondo passa, lavoro, che insomma, un considerato hobby completamente. e non certo l'attività principale. È difficile, certo, È difficile. Toti, ma da qui in avanti ci sarà la possibilità di un teatro, di una piazza, di poter godere ancora o delle vostre performance o quelle naturalmente dei vostri colleghi. Abbiamo delle prospettive? Ma tu mi stai chiedendo mi fai una domanda o vuoi una previsione? Perché io la palla di vetro No, non ce l'ho. ma magari tu hai già avuto delle, come si dice, sei stato contattato da dei Sì. produttori o comunque di persone che vogliono fare uno spettacolo con voi. Sì, Sì, è chiaro. quello sì. Siamo stati contattati anche da parecchie persone, perché vive Dio, ringraziando il buon Dio e le nostre modeste capacità, negli anni abbiamo seminato quello che ci permette oggi di poter godere della fiducia di chi organizza. Ma il problema che diceva proprio Totino è che organizzare oggi uno spettacolo, così come organizzare una troupe, è un problema proprio per chi organizza. E dico, Enzo poco fa ha fatto una disamina quanto mai perfetta, perché non solo c'è il problema di organizzare, ma c'è anche il problema che incassi poco, perché poi quello che non ha detto Enzo è che va bene, gli artisti se è possibile riducono i cachet, ma gli spazi che si vanno a occupare in quanto a vigili del fuoco, in quanto a organizzazione, in quanto a permessi, hanno i costi per 1000 posti a sedere, per 2000 posti. Non è che il Covid dice però i vigili del fuoco costano la metà, oppure che ne so, i bagni chimici, o non so, quello che serve per organizzare uno spettacolo costa di meno. Quindi i costi sono rimasti vivi e molto forti, mentre invece La possibilità di ritorno con i biglietti è quasi Ma zero. per esempio, sia Sì, Stato che Regione. Scusa un minuto, quello che volevo dire io è che, vedi, la tua trasmissione, così come tutte le altre alle quali abbiamo partecipato, mi fa piacere che voi abbiate anche uno sponsor. Noi, come diceva sempre Totino nelle altre trasmissioni, noi insieme con i medici in prima linea per curare gli ammalati, noi siamo stati quelli, seppur bistrattati, siamo stati quelli che abbiamo tenuto compagnia per 90 giorni alle persone con queste trasmissioni. Non ci abbiamo guadagnato un euro, completamente zero totale, però siamo qui, siamo felici di essere i beniamini del pubblico, però ora è giunto il momento che qualcuno riconosca la nostra dignità di lavoratori, di padri di famiglia e di persone che fanno sì che non lavorino per noi, perché Totino ed io, quando saliamo sul palcoscenico, come diciamo in un nostro sketch, noi siamo la punta di un iceberg, perché sotto l'iceberg c'è una montagna che è fatta di quelle famiglie, Nel nostro piccolo, lavoro. Nel nostro piccolo, uno spettacolo nostro varia da 5 a 10-12 persone che lavorano con noi. Io ho avuto modo di parlare con il carissimo Manlio Messina, assessore turismo e spettacolo della regione Sicilia, e gli ho fatto una proposta che però è rimasta lì. Santo Dio, se Massimo Lupo deve vedere i suoi posti a sedere ridotti in maniera drastica, se il teatro li vede uguale, se il buon Bellavia organizza e sa di poter contare solo su 1000 posti, anziché dare finanziamenti FUS, FUST e cazzi vari, occupa tu, regione, i posti che rimangono vuoti. Ecco, cioè, capito? Il contributo deve essere questo. Questo è, diciamo, il messaggio che lanciate. Ecco, il messaggio che questo lanciate. deve essere il contributo. Se Massimo Lupo al cinema su 200 posti ne copre 80, che la regione in una maniera anche al 50% del costo compre quei biglietti, dato che io sono costretto a diminuire. Sì, è la stessa cosa che è successo, avevo fatto in un'altra trasmissione, abbiamo parlato di trasporti, no? E mi diceva uno che fa i trasporti da Agrigento a Roma, io per avere il pareggio, cioè zero, devo avere 22 persone che vanno a Roma, perché tra autista, naffeta, tutto quello che io ho bisogno di 22 persone. Dal 23esimo in poi inizio a guadagnare. Ma se tu Stato mi imponi che nel mio autobus da 52 posti io ne devo mettere 18,
E io non lo faccio partire l'autobus, è perché già Signori, ci devo perdere. poi No? L'Alitalia che ancora non si è capito, perdonatemi la volgarità, ma ci vuole, che cazzo di azienda è, di chi è, che è pagata da noi, si è permessa di fare dei biglietti che vanno da Catania a Roma oltre le 700-800 euro. Ma c'è un'azienda che paghiamo noi. Cioè, Certo, tutti certo. i fallimenti che le E storie, quindi, e Poi, quindi ci poi vuole noi veramente così. l'intervento giusto dello Stato, della Regione, e non diciamo i 600 euro che non so se ve l'hanno date a voi o non ve l'hanno date, dico, non voglio fare il No, conto come artisti li hanno dati nelle nostre a tasche. marzo, li hanno dati solo a marzo, poi basta. Solo, A e noi poi artisti. basta. Le partite IVA commerciali gliel'hanno date anche sto mese. Giuseppe Speciale, il teatro è da qui in avanti, insomma, vi siete programmati, lo fate in piazza, non lo fate più, che E succede? allora, tu devi considerare che io ho a Caltanissetta una sala teatrale di 160 posti, che è diventata 50 posti, dove io facevo la mia stagione teatrale, facevo le fiabe per le scuole, facevamo tutto quello che c'era da fare per una compagnia. Programmare niente, la cosa che è partita fortunatamente dopo da una settimana è la nostra scuola di teatro che avevamo abbandonato da 3 mesi e che abbiamo ripreso. Però programmi noi stiamo preparando, perché anche stare sul palcoscenico, la normativa ti dice che non puoi stare più di 4-5 persone. L'attore deve recitare a 1,5 metri di distanza dall'altro attore. E cambiamo tutti i copioni, allora cambiamo, cioè, a Verga che riscrive Malavoglia, non lo so. Pretendono che se dobbiamo toccare degli oggetti li dobbiamo toccare con i guanti. Che dico, è pazzesco. È pazzesco, è pazzesco. Anzi, ci hanno tolto la mascherina. Tu considera uno spettacolo di Toti e Totino con la mascherina. Ti dico, quello che è fondamentale nell'attore, nell'artista, l'espressione del viso, ci vogliono mettere la mascherina. Io penso. Aspetta, la lirica, Giuseppe. La lirica. La lirica. I musicisti con la mascherina. Ora, quelli che suonano con le mani, va bene. Ma chi suona i fiati? Non mi sa niente. Io penso, caro Giuseppe, io penso che più che metterci la mascherina ci vogliono mettere la museruola, perché la cultura evidentemente dà fastidio in questa nazione. Eh sì, purtroppo allora le cose da Meglio cercare di aggiustare che un popolo colto. sono tante. Ma prego. Una frase, la buonanima di il nostro caro siciliano, ma che tanto è siciliano e non mi viene, che la cultura ha sempre un costo, è l'ignoranza che è gratuita. L'ignoranza è Pino Caruso. Enzo Bellavia, ma tu domani, non lo so, che c'è un qualcosa da organizzare, cioè te la senti di chiamare Toti e Totino e dire venite a fare uno spettacolo, che dobbiamo organizzare un qualcosa? Ma, con piacere, ci mancherebbe, da questo punto di vista davvero sarebbe un motivo di apripista che intanto andrebbe... Sì, ma ci sono i costi, come dicevano, no? I costi del budget degli artisti, i costi del teatro, i costi, il guadagno della ditta, i vigili del fuoco, la pulizia. Sì, ci sono 2 tipi di rapporti. Per fortuna i rapporti tra noi, come si vuol dire, conterranei, sicuramente poi si basano su un patto di sensibilità e di, come si vuol dire, di reciprocità in termini anche di volontà. E allora, siccome noi sicuramente lo faremmo per stimolare il pubblico a ritornare, certo che se chiedessi ora stesso loro vedrebbero sì domattina, e così come magari sarei disposto io, ma non perché ci sono gli interessi economici che forse magari verranno successivamente se ce la faremo, ma proprio perché prima di tutto dobbiamo cercare di averle 1000 persone.
Cioè, provare a tirarle fuori, perché queste non vogliono, non possono spendere, non è che non vogliono. Ma non solo, no, ma anche se metti il biglietto basso, c'è anche Non un problema vendono. di paura, la paura. Che ancora C'è la paura e c'è la tasca, sono Ma- due combinazioni Ma che poi penso, scusami Enzo, ma Scusate un attimo, ragazzi, le 1000 io persone, devo scappare, Scusate, mi dovete dicevi- perdonare. Sì. Mi dovete perdonare, io devo scappare, per cui saluto Giuseppe, Massimo, Giuseppe. Però prima Toti, di scappare una Enzo. cosa, Totino, no, il format di questa mia trasmissione è che all'ultimo io dico che quando ci salutiamo non basta dire grazie, arrivederci, è stato un piacere, no, bisogna farlo in maniera particolare, con una frase, una citazione, una E allora, battuta, che deve essere gliela rubo- positiva, perché il bicchiere deve essere sempre mezzo Sempre mezzo pieno. pieno. Allora, anticipando un saluto che noi facciamo da sempre, un saluto veramente caro e sopraffino, intanto ve lo fa Totino, poi alla fine ve lo fa pure Toti. Perfetto. grazie a Totino. Scusate, E poi ragazzi, vi ritornare- chiedo perdono. Ci Assolutamente, vediamo. assolutamente. E Ciao, comunque, grazie. Succederà qualcosa che non può continuare così. No? Facciamola succedere e al più presto. Grazie a Ciao, Totino, ragazzi, resta con ciao, noi Totino. ciao. Allora, Giuseppe, volevo continua. intervenendo con Enzo, io stavo Sì. intervenendo con Enzo dicendo, ma per avere, io presumo che gli eventi nelle piazze dovrebbero avere delle sedie, chiaramente, se no questo distanziamento come lo fai se ne sono in piedi? Quindi per avere 1000 sedie ci vogliono 3000 sedie messe là, perché questo è la proporzione. per disposizioni appunto tecniche, in effetti anche questo argomento lo toccava poco fa Toti. Io ho un teatro da quasi 5.000 posti. Per avere 1.000 posti devo montare comunque 5.000 posti e ne posso usare solo 1.000. Sì. Cioè una sedia sì e una sedia no. La disposizione, però siccome non ci sono altre norme di prevenzione incendi, cioè la sedia deve essere fissata a terra nonché tra di loro, lo puoi fare solo se metti tutta la platea per intera come è stata Certo. sempre, e quindi questo è un modo, però hai comunque i costi per montare 5.000 sedie, Certo, devi certo. aspettare i mezzi per 5.000 sedie. Certo. Massimo Lupo poco fa aveva alzato la mano come a scuola per dire che voleva intervenire. Massimo. Allora, intanto intervengo immediatamente su Enzo Bellavia, perché non è sufficiente un posto sì, un posto no, perché deve essere 1 metro, il distanziamento deve essere 1 metro, quindi a cinema l'interasse è 55 centimetri, negli spettacoli dal vivo è inferiore, quindi è probabile che debba essere a cinema 1 sì, 2 no e un altro sì, ma nel caso di Enzo debba anche lasciare fra una persona e l'altra 3 posti. Però volevo dire una cosa: il 13 maggio c'è stato un aggiornamento, i miei colleghi sicuramente sapranno, e le norme sono un po' cambiate. Era giusto dare un'indicazione. Per esempio, adesso al cinema non è obbligatorio più la mascherina. Adesso le famiglie possono sedersi accanto, cosa che non lo era fino a qualche settimana fa. Così io parlo di cinema e spettacoli dal vivo. Quindi parlo di teatri, di sale cinematografiche, teatri, circhi, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti. Quindi la situazione è un po' migliorata. Rimangono i costi, rimane tutto il problema, però, per esempio, adesso si può vendere qualcosa nei locali, sia all'aperto che al chiuso, cosa che prima non si poteva fare, quindi qualcosina è migliorato. Ma soprattutto le famiglie possono venire anche di fatto chi sono i conviventi, quindi il fidanzato o la fidanzata, o meglio marito e moglie, lì subentra di nuovo la famosa critica di questo pieno Covid. I conviventi chi sono? Devono essere acclarati come conviventi. I congiunti, ci rientra anche il discorso dei fidanzati. Ma va chiarita una norma, Giuseppe, va chiarito un passaggio che siccome siamo in fase di emergenza dichiarata appunto fino al 31 luglio, in questo caso se per caso si trovasse un contagio, puta caso, malauguriamo questo, cioè intanto la responsabilità che ancora è ballerina, non si capisce se è nostra piuttosto di chissà chi,
ma andrebbe a mettere in quarantena tutta la platea, forse anche Quello, no, Enzo, però vedi, questo nello sport l'hanno tolto. Nel calcio bravo. I signori si sono battuti e lo hanno tolto. Se un giocatore positivo, va solo i giocatori in quarantena. La prevista? Speriamo. Però scusate ragazzi, i miliardi del calcio facciano finalmente la fortuna pure e riapriamo pure noi. Speriamo. Vediamo cosa dice Totti, ragazzi, cosa dice Tati, sì. Il calcio in Italia è al terzo posto come ordine di importanza nel PIL, quindi stiamo parlando di un interesse che il signor governo ha in altro genere. Qui dobbiamo rimanere noi nei nostri ambienti, dobbiamo rimanere dove siamo. Sì, noi siamo, perché qui possiamo parlare fino alla fine, ragazzi. Allora, io adoro una persona che si chiamava Giorgio Gaber. Giorgio Gaber diceva in una bellissima canzone di un suo spettacolo: io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Io ho sposato appieno questo suo aforisma. Io mi sento assolutamente come Giorgio Gaber, perché in questo momento il signor Conte, il signor Di Maio, il signor governo non stanno assolutamente tutelando noi. Noi abbiamo ricevuto 600 euro a marzo, la gente è convinta che tutti quanti noi che facciamo questo lavoro siamo milionari. Infatti ci chiamano e ci dicono: ma guarda che travaglio facete, i bolletti come i paghi? Noi i bolletti paghiamo con le serate e le serate non ci sono più. Noi probabilmente rientreremo a regime, nella primavera, tarda primavera, estate 2021, forse. Perché vi dico solo una cosa: ieri e l'altro ieri è bastato che la Cina dicesse che c'era un'impennata di contagi e la borsa è scesa del 5%. Dopo 2 giorni si è ritornati indietro nella definizione dicendo che tutto era rientrato e la borsa è salita di 5 punti, recuperando i 5 punti che aveva perso. Ora fammi capire una cosa: un povero disgraziato come me subisce e sta zitto perché te la prendi nel culo e non puoi fare niente, ma i grandi investitori che hanno i miliardi di dollari da investire in 2 giorni hanno guadagnato qualche cosa come X. E allora il gioco è veramente il Covid o qualcos'altro? Perché a me mi sarei picchiato a culo. È un ragionamento che non fa una grinza, anche perché fin dall'inizio questo Covid non si è capito. Insomma, forse sono dei pensieri o delle discussioni che vanno al di sopra di noi, e noi, ridendo e scherzando, siamo arrivati già a quasi 50 minuti di trasmissione. Non vanno al di sopra di noi, perché io ti voglio dire una cosa: il Covid è scoppiato probabilmente nel mese di dicembre del 2019 e oggi ne piangiamo le conseguenze. Ce l'hanno tenuto nascosto, anche tu sei di questa opinione. I governi italiani, sì, assolutamente, i governi italiani che si sono succeduti nei vari mandati negli ultimi 20 anni hanno fatto tagli in Italia alla sanità e alla cultura. Ora mi dovete dire voi se un popolo si può definire civile nel 2020 se noi subiamo dei tagli alla cultura e alla sanità. Ricordatevi che i morti che sono morti, ammesso che non siano morti perché qualcuno li voleva fare morire, ma questo fra 30 anni, fra 50 anni, quando saranno desecretati tutti i fascicoli, forse mio figlio che adesso ha 9 anni lo capirà, lo saprà. Io non lo saprò di certo. Non ho capito perché le hanno dovuti obbligatoriamente tutti cremare. Perché? Sì. Perché dentro il forno? Per quale motivo? Ok, e ti dirò di più. Noi abbiamo subito negli anni dalla politica questi tagli e oggi abbiamo creato, loro hanno detto che creavano negli ospedali, nei palazzetti dello sport, nelle fiere campionarie 500 posti là, 600 posti là, e non è vero, perché la fiera campionaria di Milano, che doveva fare 500 posti letto da coronavirus, da assistenza coronavirus, ne hanno messo in funzione solo 12, e non lo dico io ma lo dicono i programmi TV. No, sì. Ed è gestita dai parenti dei politici. E quanti soldi ne sono stati spesi? Ancora allora, 50 ragazzi, secondi per la pubblicità e poi ci avviamo alla conclusione. Io resto a casa e studio online.
Scelgo tra i 49 corsi di laurea e l'ampia offerta formativa dei master e degli esami singoli integrativi, oltre che 24 CFU necessari per diventare insegnante. Ho tutto online, lezioni, tutor ed esami. Tutto questo grazie al consorzio universitario Unicurs e alle università e campus. Iscriviti online o informati allo 0922 65 16 72 o visita il sito unicurs.it. Eccoci. Per arrivare al nostro giro conclusivo, io generalmente all'ultimo chiedo ai miei gentili ospiti, come dicevo a Totino, ma voi avete qualche secondo in più, insomma, di fare la vostra riflessione finale, il vostro saluto, le vostre considerazioni, magari facendo qualche citazione, facendo eventualmente magari anche qualche proposta o dicendo qualcosa che magari io non vi ho chiesto, è una domanda alla quale voi magari vi aspettavate e volevate rispondere. Bene, allora Massimo Lupo, grazie della tua presenza e della partecipazione, e i tuoi cinema siamo convinti che ritorneranno a essere pienissimi e a sfornare divertimento, riflessione, ogni tanto anche qualche lacrima in relazione alla tipologia di film che ci vediamo. Francamente lo spero anch'io. Dico, nel mio piccolo mi reputo un educatore, un missionario, perché se aiuto le persone a sognare e a farle distrarre da questo mondo un po' così, un po' triste, anch'io faccio la mia parte. Però io volevo dire una cosa: io non sono filogovernativo, non faccio politica, però dico, qualcosa si sta facendo anche per la cultura. Mi rendo conto che per quanto riguarda gli spettacoli è ancora più complicato. Per quanto riguarda il cinema devo dire che sia la regione che il governo nazionale qualcosa sta iniziando a fare. Non ne abbiamo ancora visto nulla. Oltre a essere promesse sono dati certi, si parla di qualche milione di euro, distribuzione non a pioggia ma mirata, ma qualcosa si fa. Credo che dopo tutto c'è gente che sta ancora peggio di noi. Io sono abituato a guardare dietro, non solo chi sta avanti, e per usare una frase di cinema, dopo tutto domani è un altro giorno, si vedrà. Grazie tantissimo Massimo Lupo. Giuseppe Speciale, ne approfitto per salutare le persone che hanno partecipato, che sono persone carissime, e devo dire che dalla loro rabbia si tocca il senso del loro lavoro. Io forse sono un po' più rassegnato, non lo so neanch'io, o forse non lo so, forse ho acquisito ormai un mondo più fantastico, forse troppo cinema vedo. Grazie comunque a voi, saluto Giuseppe, Toti ed Enzo Bellavia, che spero di vedere presto come mio grande cliente. Non chiudere naturalmente, che poi ci salutiamo definitivamente tutti insieme. Il teatro con Giuseppe Speciale. Soffre e continua a soffrire. Noi ci auguriamo che queste prescrizioni vengano un po' allentate, perché il problema è lo spettatore, ma anche il lì sopra sul palcoscenico. Oggi come oggi bisogna scegliere dei testi teatrali che non vadano oltre i 3-4 attori, e credetemi è complicatissimo, come sarà complicatissimo ritornare quest'estate nelle piazze e ritornare l'anno prossimo a fare stagione teatrale. Grazie a Enzo Bellavia e le sue grandi produzioni che torneranno a riempire teatri e piazze. Perché, guarda caso, in effetti i preposti siamo noi, così come sono stati i medici, i nostri angeli custodi. Adesso in questa fase tocca a noi, cioè cercare di mettere in campo le nostre capacità, far nuovamente ritornare le folle e i grandi numeri in città e in piazza, per cui al di là di per fare questo ovviamente si deve dare o positività o generosità, cioè ci vogliono
degli interventi economici piuttosto che appunto allegria, e fare in modo che questo riporti nuovamente l'aria quantomeno positiva, perché come ha detto poco fa Toti, basta un minimo per ricadere nuovamente nel tunnel. Allora questo lo dobbiamo evitare. Qua ci vuole, a mio giudizio, ne abbiamo parlato anche, rubo 30 secondi, con le autorità regionali, con Mario Messina e tutto quanto, abbiamo dato una serie un decalogo di cose da fare, tra cui interventi, voucher, cioè acquistare loro anche dei biglietti voucher e omaggiarla ai turisti affinché questi di qua possano approfittare della Sicilia, che la Sicilia un po' continua a pagare un prezzo che non gli appartiene, perché era a Milano la zona di forte interesse. Abbiamo pagato 2 mesi di fermo, adesso in qualche maniera dobbiamo cercare di attirare i flussi turistici e uscire fuori da questa situazione, perché solo così possiamo dimenticare. Diversamente, e a noi toccherà il compito maggiore, perché questo è quello che sappiamo fare. Bene, grazie a Toti e Totino che lo rappresenta. Qui entra in campo di nuovo la matematica, quindi Toti per 2. Sì, ma noi siamo una coppia indissolubile che ormai ha superato la soglia dei 60 anni di vita solidale, quindi voglio dire, ormai siamo più collaudati di una coppia marito e moglie, voglio dire. Sì, io mi aggancio a quello che avete detto tutti quanti, per dire a Massimo Lupo che non bisogna mai demordere, per dire ad Enzo Bellavia che sono d'accordo che i turisti vengano qui alla faccia di quel cornuto di Feltri, che più che cornuto non può essere, lui e tutti i suoi accoliti che la pensano come lui. Sono d'accordo con Giuseppe Speciale quando dice che purtroppo siamo castigati a dover fare un lavoro fatto male, però come diceva Charlie Chaplin, un giorno senza sorriso è un giorno perso. Bravo. Quindi piuttosto che stare a casa a rimuginare nella vostra sindrome della tana perché avete paura a uscire, fate una cosa: intanto guardatevi ogni tanto di queste trasmissioni pirata, di queste trasmissioni vampiro, perché ci succhiano il sangue e il cervello tutte queste trasmissioni, ma ogni tanto leggetevi i dati. In Sicilia contagio non ce n'è, quindi con le dovute accortezze e con i teatri in sicurezza venite a vedere gli spettacoli, così fate 2 cose: vi divertite e facete mangiare all'auto. Grazie a tutti della vostra presenza e partecipazione, spero sia stata una bella trasmissione, interessante, abbiamo approfondito e capito qualcosa in più sul cinema, sul teatro, sugli spettacoli e sugli eventi, e sono convinto veramente che ritorneremo tutti a sorridere, a trascorrere belle serate in allegria, in riflessione e a cantare a squarciagola per quello che sarà veramente la fine di questo brutto periodo. Grazie a tutti della vostra presenza e partecipazione, e grazie soprattutto al mio gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti da Target. Ciao. Ciao A tutti. ciao. Ciao a tutti. Ciao.